Presidente Leonardo Muraro, dopo quasi 20 anni si conclude l'avventura in provincia. Una bella avventura? Una bellissima esperienza che mi ha arricchito umanamente, culturalmente e tecnicamente, una grandissima esperienza che mi auguro di aver portato un grande contributo allo sviluppo di questo nostro territorio, ma credo che gli indicatori, riduzione del 70% dei morti, scuole, strade, sono sotto gli occhi di tutti. Siamo stati anche molto invidiati da altre realtà del nostro paese e questa è una grande soddisfazione amministrativa. Un addio che la commuove anche dal punto di vista personale, insomma, ha trascorso buona parte della sua vita, si può dire, in questi uffici. 20 anni di vita adulta, perché dopo la scuola ho iniziato a lavorare nel 21-22 anni e ne ho 61, 20 anni passati qui come amministratore, 20 anni come lavoratore. È stata metà della mia vita, l'ho dedicata alla pubblica amministrazione e mi auguro di aver portato un grande contributo. Un po' di rammarico, un po' di commozione sicuramente sì. Questa mattina le ragazze della mia segreteria mi hanno fatto un bigliettino, mi sono venute le lacrime, credo che sia anche naturale dopo tanti anni di persone che sono non solo collaboratori, collaboratrici ma anche amici. Ringraziamento alla squadra innanzitutto. Ringraziamento alla squadra, indipendentemente dai primi, dai secondi assessori del mio primo e secondo mandato, ho sempre trovato delle persone eccezionali come assessori, come amici. Ho trovato dei tecnici preparatissimi all'interno della provincia, degli uomini molto preparati e molto anche seri e costruttivi e questa è una realtà che va sottolineata. Un grazie anche a tutti i dipendenti e tutti i tecnici. La cosa di cui va più orgoglioso di questa sua lunga amministrazione? Ma sono tante, come dicevo, viabilità, riduzione di morti, scuole, tutte a regime antisismico, qualcosa che sono orgoglioso è Sant'Artemio. Contrariamente a tutte le polemiche, credo che noi abbiamo creato un'area a dimensione europea, un parco bellissimo, naturalistico, il parco dello Storga, e questa proietta la provincia di Treviso verso l'Europa. E questo credo che sia stata una bellissima esperienza, una cosa di quale mi sono molto orgoglioso. Un rammarico invece? Casello di Santa Lucia di Piave, ho lavorato 7 anni, siamo riusciti a convincere l'ingegnere Castellucci di Autostrade per l'Italia, che ringrazio, l'ANAS, loro hanno messo anche i soldi, è arrivato il decreto da Rio, è arrivato il governo Monti, noi non avevamo più 6 milioni da mettere come contributo provinciale e la cosa per il momento è saltata, mi auguro che possa essere realizzata. Ecco, Presidente, quale sarà il futuro della provincia, di questo ente, secondo lei? La cosa che mi dispiace è che da un ente che era un ente democratico, perché è eletto dai cittadini, sono l'ultimo presidente eletto dai cittadini, da un ente democratico è diventato un ente partitico, perché sarà la politica partitica che eleggerà il nuovo presidente. E questa è la cosa più svilente anche nei rapporti delle persone, perché quando la politica si impossessa anche di determinati enti, voi sapete che poi diminuisce la democrazia e aumenta la partitocrazia. Diminuiscono soprattutto i soldi e senza di E quelli sono il diminuiti ruolo. tantissimi anche i soldi e siamo passati a 120 milioni a 60 milioni di entrate. Non perché erano soldi che venivano da Roma, erano soldi che siamo costretti a dare a Roma, soldi dei trevigiani che hanno preso la strada di Roma. Il futuro di Leonardo Muraro? Per il momento il futuro di Leonardo Muraro è con la Wendy, con la sua propria famiglia, Wendy è il mio cane, con Tiziana, fare qualche relax qualche giorno, qualche mese e poi vedremo se riusciamo a ritrovare le condizioni di stimolo per poter poi anche ritornare a portare la mia esperienza, un'esperienza credo che sia indubbiamente frutto di tanti anni, capacità tecniche e credo che l'esperienza che ho fatto è notevolissima. Ci potrà essere ancora un impegno politico, insomma, la politica la tira ancora. In questo momento no. In questo momento ho bisogno di un attimo di riflessione perché non riesco a trovare una dimensione a quelle che sono le mie idee di come dovrebbe svolgersi l'amministrazione a livello nazionale. Per cui in questo momento me ne sto tranquillo. Tra Manildo e Marconne, i due candidati, i suoi successori, chi sceglie? Sono entrambi due amici, per cui io mi estraneo, vinca il migliore e il quale suggerisco ovviamente un impegno perché la provincia ha veramente una ricchezza unica come l'abbiamo costruita in questo momento, la provincia di Treviso ha delle risorse eccezionali e ci sia la capacità di poter continuare a contribuire per la sicurezza e lo sviluppo di questo nostro meraviglioso territorio.